1, 2, 3. Prova. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il professor Giovanni Lelio non ha bisogno di presentazioni, né in Sardegna né anche fuori. Archeologo, storico, politico, giornalista, grande divulgatore della cultura sarda, della cultura mediterranea. Ha scritto moltissimo, opere scientifiche, ma anche opere di divulgazione, che sono state accolte sempre con grande favore, anche dai più giovani. Io ricordo molte conferenze fatte ai giovani dal professor Lelio, con i giovani che uscivano da quelle conferenze come se avessero scoperto una Sardegna nuova, antica ma nuova. Bisogna attivare l'autocoscienza dell'idea sarda, attivare la ragione fondante di appartenere totalmente a questa terra, di essere cittadini a pieno titolo, ad ogni costo di questa nostra patria, che significa uscire dalla riserva in cui siamo chiusi, in cui ci siamo noi stessi racchiusi, riconquistando il mare perduto, e poiché siamo nel tempo della comunicazione mondiale, volare alto, liberi finalmente, navigando nell'etere, ma rimanendo noi stessi. Famiglie della Sardegna, per un messaggio di parola, di teatro, di musica, ma anche per proporvi un nuovo modo di comunicare vostro, di giovani, di studenti, con la storia sarda. La storia è bella, ma da uno scinti palo su, non è scritta mai libro su, e non si studiava in scuola. Sa storia è di rapalla di giro, sa storia è il motto di viera, sa storia è dei innocenti di galera. Ghetta sta roba abbascia sta roba, abbascia sta roba! Firmo lui, pazienza, buona gente, ma è a bonus. O sta boga, ma gusta sta cabara? Tu sta usando questa roba? Abbascia sta roba! Firma sia, ascolta i suoi comandanti, su risita del Pulvai, homminis, abbascia sta roba! Interviene il famoso Francesco Leggi. Firma sì! E a razze brigunci, a razze onori, sardusu, genti de onori, e tant'annai de nostro sutero? Chi ci ho sbogato si strangio per amore libertari? No, sì, per amore de sa roba. L'assai stai rotto, non tocchi snuda, non ti vai lo snuda de sa merda de si strangio su, chi si dava a Torino con Zaruri. A noi si interessa la libertà, il traballo e autonomia. Questa patria sarda non ha morri mai, ogni volta da prenotare. Libera Sardegna, libera del Castello, Cicali e Monteso, a Crozera che aguanta suento e usapento vai, sicurata a mano, omine sorvendo, conti sei paroni, sei un attario a ricco, Tunis e Monteso, tutto da Suseco, tutto su marcare. Vecchio come sono, mi sento commosso, perché questa di stamani con voi, ragazze e ragazzi, picciocchette e picciocchi,
delle scuole di Casteto è una grande giornata. Ve la ricorderete voi che state camminando questa festa di Sardia e vuole offrire ai sardi un'occasione, un'opportunità di un ritrovo nella gioia. Voi siete una grande speranza, voi siete una grande speranza. Io sono sicuro che voi siete una grande. Basta con su misura e baiocco! Basta con gli spiegantesi! Si sei con me? Allora intendi sta posi! Ammazzi che non senti! Rispettano le vesti che portate addosso in quanto a voi, Monsignor Balbiano. Dovrete firmare l'ordine di arresto per voi e per tutti quanti i piemontesi! I giovani devono sapere la storia di tutti i tempi, perché senza la storia non si può essere educati, no? E la storia è un occhio della conoscenza. Chi sa la storia, antica o moderna, ma comunque che sa la storia, cioè quello che hanno fatto in tempi passati, anche oggi è quello che fanno gli uomini, è cosciente, è un uomo di cultura. E senza cultura e senza conoscenza della storia non si va avanti. La Sardegna non va avanti. Io invito appunto i giovani sempre a studiare la storia. I sardi antichi navigavano lungo tutto il Mediterraneo, no? Oggi i sardi non navigano ancora, quindi io direi a questi ragazzi di navigare, no? Di volare, no? Che significa il futuro e così via, che navigano, perché il mare sia anche nostro e perché il cielo sia anche nostro. Non si abba corretta su mare, non si logo a sammento un pare, non si popolo a sa libertà, non si tempo torra a si sto.